Cosa avverrà dunque sabato 8 marzo, giorno della festa delle Magnolie organizzata da Borgo Mondo, Udine e altre associazioni che operano nel quartiere della stazione? L'appuntamento è alle 12:30 allo Starbucks di Via Roma 56, dove ci sarà l'inaugurazione con i saluti delle autorità e poi il viaggio tra i sapori dell'antica Persia e poi il pranzo in borgo e infine la presentazione del libro di Simonetta Di Zanutto in dialogo con Nicola Angeli e Arminda Gitage. E alle 14:30 inizierà il viaggio nell'Emporio Multiculturale di Borgo Stazione, una visita guidata tra i negozi etnici alla scoperta delle merci e della varietà di servizi che solo qui si possono trovare. E faremo 2 tappe, la prima delle quali al Barber Shop di Rashid, un esercizio commerciale particolarmente popolare in questo quartiere dove lavorano 4 barbieri, uno più bravo dell'altro. E quindi ci dirigeremo verso la tappa successiva, il coffee break alla bottega del caffè Dersut di Kai Fan Fang, un autentico crocevia di popoli in questo quartiere multietnico che qui però si esprime esclusivamente in italiano per ordinare la bevanda nazionale, il caffè. E al termine del viaggio tra i negozi etnici partirà la passeggiata culturale sotto le magnolie in fiori di Via Roma, con partenza dalla scuola Dante Alighieri di Via Dante, dove comincerà un percorso in cui si succederanno gli interventi di varie personalità che parleranno delle storie intrecciate di questo quartiere unico in tutta la città. Questo Ribaldo è arrivato qui nel 2019, io l'ho conosciuto pochi giorni dopo. E al termine della passeggiata culturale di Via Roma ci recheremo tutti al caffè Corinne della stessa Via Roma per lo spettacolo finale con le percussioni di officine ritmiche. Un appuntamento imperdibile, insomma, per chi vuole trascorrere una giornata all'insegna della scoperta, dell'incontro e della conoscenza del quartiere multiculturale della stazione di Udine.